in collaborazione con Cari amici, cari amiche, eccoci qui, Casa Zanotto e di nuovo con voi, Casa Zanotto speciale Olimpiadi Milano Cortina 2026. Salutiamo gli amici. Tanti saluti alle amiche e agli amici che ci seguono e che dire, seguiteci, che queste ricette sono fatte proprio per voi, per farle a casa, perché hanno una semplicità unica e quello che è di bello, trovare gli ingredienti irreperibili e che costa poco. Questo c'è da fare. Le ricette importanti di adesso, il costo della ricetta che deve essere un costo molto equilibrato, quindi noi altri siamo qua proprio per darvi queste cose qua, che le fai a casa o con la moglie o lei o col marito che ha passione. Ecco, quindi siamo pronti per partire. Ricordiamo che Armando Zanotto è stato chef ufficiale delle Olimpiadi del 1960 e dopo 66 anni siamo qui a partecipare e a realizzare, grazie al maestro, delle ricette abbinabili naturalmente ai nostri tempi, cioè lui non trascura quella che è la tradizionalità del piatto, però mette dentro qualcosa di interessante riguardante al futuro della cottura. Della cottura. E allora, per la seconda ricetta che presentiamo del 2026, presentiamo, cosa vuoi che presentiamo? La trota. La trota questa la trota, eccola qua. Alpina. Trota alpina marinata agli agrumi, quinoa croccante e yogurt alle erbe. Ma mi incuriosisce, magari lo so anche, però vorrei sentirlo dire da te, lo dici ai nostri ascoltatori, la quinoa, cos'è? La quinoa è una pianta dove puoi raccogliere questa specie di spezia, no? Che può essere messa in molti piatti tradizionali anche, oppure meglio ancora sulla cucina rivisitata, che rispetta ovviamente un po' le tradizioni riviste, insomma. E difatti Olimpiade moderna, leggera e luminosa. Naturalmente non tutte le energie sono rumorose, alcune sono silenziose, pulite, precise. Questo piatto è pensato per chi si allena, per chi gareggia, ma anche per chi guarda le Olimpiadi e vuole sentirsi leggero, attento e in equilibrio. Perfetto. La trota alpina è una, dimmi se sbaglio, io sto leggendo quella che è la ricetta, è una fonte straordinaria di proteine leggere e omega 3, perfetti per il recupero. La quinoa è amata dagli sportivi perché nutre senza appesantire. Lo yogurt invece e le erbe di montagna rinfrescano, puliscono il palato e fanno bene. È un piatto che ti fa star bene prima ancora di finire il boccone. Vero. E allora adesso vediamo un inserto dei nostri amici sostenitori, che sono le manzane e naturalmente i bibanesi. Il mio amico Armando ci sostiene perché ci vuole bene da tanti anni, vuole seguirci anche in questa esperienza abbinata alle Olimpiadi Milano Cortina. Sentiamo Armando che cosa abbinerebbe, naturalmente lui ha visto la ricetta, cosa abbinerebbe alla trota alpina marinata agli agrumi.
Bene, abbiamo sentito Armando, abbiamo visto delle varietà di bibanesi, e lui giustamente lo chiama il pane da sì. tavola, e difatti ti dirò che mangiare il pane, no, che ha una sua funzione, se lo mangia col piatto di toccio, certo, sì. ma non le dite che non per si fare la possa, scarpetta. per fare la scarpetta, ma i bibanesi hanno una funzione che è sì. veramente riempitiva Certo. Certo. nelle tavolate Certo. di tutte le case. Di tutte le case. Allora, gli ingredienti per 4 persone: 4 filetti di trota, un'arancia. Questa io non l'avevo letta la ricetta, la leggo adesso la ricetta. Un'arancia, questa è qualcosa di straordinario nella trota. E cos'è che dici qua? Lime? Anche lime. È lime, ti sa che va di moda anche qui. Sì, ma... lime perché diciamo che quando che te spreme il sugo e che ti dà anche una grattadina, la scorza, sempre la parte che non sia bianca, certo. Ti dà dei contrasti eccezionali. Sono come dire, quella sensazione mitica, quell'eccellenza. Io non volevo, ci sarei arrivato. Sì, un po' irritato, ma ci sarei arrivato. 200 grammi di quinoa. Sì. Ecco, quella ricordatevelo. Non è difficile da trovare, no, qua. Si trova per tutti. Si trova per tutto. E 200 grammi di yogurt greco, ormai i greci ci hanno inondato di erbe di montagna, erba cipollina, il timo, l'aneto. L'aneto anche. L'aneto non me lo ricordo. L'aneto è una spezia, sempre che fa parte delle erbe, che si trova in montagna. Ma come si fa a non godere dell'amicizia di una straordinaria persona come è lo chef Armando Zanotto? Ricordati che tutte queste erbe qui, ma guarda noi abbiamo nel nostro territorio veneto, abbiamo una ricchezza da scoprire, perché tutte queste erbe si trovano qui, dobbiamo andare a cercarle, passeggiare tra le colline, che siamo inebriati di tutto. Ecco dove sta il trucco, cioè il piatto viene bene e in maniera straordinaria perché quello che tu vai a raccogliere in una passeggiata, magari con la moglie, con gli amici, come no? Con l'amorosa, altro che? Rende ancora più felice l'erbetta che tu vai a raccogliere, e questa felicità viene portata all'interno del piatto. Queste sono tutte un poeta anch'io, emozioni. Emozioni. Queste sono emozioni gastronomiche, e queste si scoprono solo, caro Bruno, andare a passeggiare tra le nostre colline. È vero. Vedrai cosa trovi e cosa scopri. È vero. Erbe che non conosci. E allora facciamoci dire, no, dalla nostra amica Anna delle Manzane, che cosa abbinerebbe a questo piatto? Sì, Anna. Sentiamo. Vorrei sentire Anna che ti abbini, Anna, mi raccomando. Fantastica Anna. Ciao Armando, ciao Bruno, ciao a tutti. Anche le Manzane è presente alle Olimpiadi, e con questo interessante piatto composto da una trota alpina marinata agli agrumi con quinoa croccante, yogurt alle erbe, ci abbinerei il nostro sabbiato, che non è altro che un incrocio manzoni, però in questo caso facciamo un po' di legno, quindi su tonneau di rovere francese, che va ben a bilanciare questo piatto che è piuttosto complesso per la quantità di ingredienti, e andrà a bilanciarsi bene con quella nota un po' agrumata con lo yogurt. E vi aspetto al prossimo abbinamento. Alla prossima. Bene, hai sentito Anna che cosa ci ha consigliato? Consigliato. È vero,
Ha ragione. Certo. E allora io dico che la preparazione, che è abbastanza semplice, no? Viene fatta anche in poco tempo per cucinare questo piatto trota alpina marinata agli agrumi. Mettiamo la trota a marinare. Che cosa vuol dire marinare? Per una ventina di minuti. Vuol dire assorbire quelle erbe sì, che noi mettiamo con naturalmente scorze di agrumi, il succo e le scorze di agrumi, sì, l'olio e un pizzico di sale. Pepe no. Pepe È a gradimento. a gradimento. Cioè, perché magari va a Sì. toccare l'equilibrio del... Io metto sempre il pepe. Il pepe, Lo metto perché mi carica, no? il pepe va bene qui, quello fresco. Può essere un pepe rosa o un pepe verde fresco, Ah, ecco. che è mangiabile. Quando tu mangi, ci capita questo granello di pepe, non è per niente piccante, ma ti dà un tono di freschezza in bocca, di allegria, diciamo anche. Bene, è giusto, mi hai solleticato il palato anche col pepe che mi dicevi, È piacevolissimo. quello tenero, quello Sì, rosa, non quello... Quello fresco, fresco. Quello fresco. Il piatto non è complicato, Assolutamente. deve solo, naturalmente, la procedura non è complicata. Questa trota messa a marinare deve solo profumarsi naturalmente, Certo, di deve- queste, inebriarsi. Sì. Inebriarsi. E allora, la cuciniamo, cuociamo la quinoa. Sì. Cioè, ecco, qui mi devi spiegare. Cuociamola, la scioliamo bene e poi la ripassiamo in padella con un filo d'olio finché diventa bella Bella croccante. croccante, sì. La quinoa, Sì, da sola, a parte della trota che sta marinando. sì. Ah, ecco il trucco. Adesso capisco, seguite perché è importante questo passaggio. In una ciotola lavoriamo lo yogurt con le erbe tritate, sale e olio fresco, profumato, semplicissimo, no? La trota possiamo servirla marinata oppure scottarla velocemente in padella, giusto un attimo. Proprio un attimo. Padella ovviamente antiaderente, Sì. E quindi allora non si attacca e ha una cottura molto più veloce delle padelle normali. non mi dà la sensazione che la trota resti un po' cruda? No. Deve solo scottarsi. Scottarsi, dopo è la marinatura Che macina la carne. e si cuoce nella Ecco. Sì. Avete capito? Non prendete paura se No. noi facciamo abbrustolire la trota. E se vi- È la dove- marinatura. La marinatura e deve presentarsi cruda con la marinatura, e lì abbiamo il massimo da gustare. Come servire? E qui, caro amico, sei il massimo della... Proprio a te voglio domandare, dimmi. che sei una scienza sul parlare, che hai questa voce così Che mi inciampo, sì. aggressiva. Dovrebbe essere un po' più dolce e suave. Sì, vabbè, potrei anche farlo. Allora, dimmi. Allora, io te lo dico, cambia un po' quella che è la preparazione che tu volevi fare, no? Perché siccome è un piatto per lo sport, è un piatto comunque che deve dare... Certo. No, perché questo è un piatto da rilassamento, dopo che hai gareggiato, no? Sì, È vero? è vero. E allora... Perché ti dà forza, Sì. quella forza che hai gareggiato e l'hai persa, eccolo qua. questo ti aiuta a rilassare. Esatto, le erbette. Allora, io la farei così, la quinoa sul fondo.
Dimmi se siamo in linea. La trota sopra. Sì. Sopra la quinoa, naturalmente. Lo yogurt steso a pennellate. Bravo, pennellate. Sì, perché non va buttato Sì, lì, sì, sì, col a pennellate. a pennellate. Allora ecco che i colori e la freschezza e l'equilibrio di un piatto straordinario per le Olimpiadi del presente. Certo. Ho quasi indovinato? No, hai indovinato perché questo piatto che viene così composto è una cosa che si inebria, i colori, la fantasia dei sapori, che dire, lei che l'esalta, caro Bruno, l'esalta quando che tu mangi, allora là ti ha la forza di esprimere il meglio in questo piatto qua, di dire senti Bruno sottovoce, senti cosa che fa sto piatto qua. Ah, tu capio? Ah, ho capito. E allora come fa tu a mantenere dopo che ti ha compiuto 60 anni questa grinta e che riesci a fare i piatti per le Olimpiadi Ma ti sei dimenticato 60 e oltre? Vabbè, l'oltre non conta niente. Salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi, ciao amici, ciao a tutti. Ciao belle donne. Ci vediamo alla prossima puntata con un'altra ricetta delle Olimpiadi 2026. In collaborazione con